Quello che è accaduto è assolutamente incredibile in un'Europa del terzo millennio, vedere una forza di polizia usata per evitare che i cittadini potessero mettere una scheda in un'urna. All'indomani del risultato referendario in Catalogna e dei violenti scontri con le forze di polizia, il presidente del Consiglio regionale Veneto Ciambetti, nominato osservatore internazionale per sovrintendere al corretto svolgimento del referendum, commenta la volontà e la determinazione del popolo nel recarsi alle urne. Un voto che il premier spagnolo ha però definito una messa in scena della democrazia, sottolineandone il suo carattere illegale. La volontà di un popolo di esprimersi, di poter dire appunto cosa vuole per il proprio futuro, di poter cambiare lo status quo non può essere derubricata a una messa in scena. L'Iraoi ha sbagliato clamorosamente e ieri sera, sentendo questa intervista, sembrava assolutamente inadeguato a gestire la situazione ma anche a guidare un paese europeo qual è la Spagna in questo momento, quindi veramente una pessima figura sinceramente.